palamito o palamita è un'altra delle specie che troviamo spesso sui nostri banchi. È un pesce pelagico, come tutti i tunnidi, può raggiungere gli 80-90 cm di dimensioni. Ed è un pesce gregario, che si avvicina, quindi nuota in gruppi, tanto che viene catturato con le reti a circuizione, ma viene anche catturato con i palangari, quindi con le lunghe lenze con gli ami. O in alcune zone viene anche catturato con delle reti ad imbrocco. Il consumo di questo pesce è assolutamente da consigliare, oltretutto è un pesce che viene catturato, diciamo, stagionalmente, appunto, nel periodo primavera-estate, quindi quando viene catturato compriamo il palamito, consumiamolo, e se di buona dimensione si possono fare delle bellissime fette da arrostire, quindi facile anche senza spine per i nostri ragazzi che magari rifiutano il pesce perché ci sono troppe spine. Oggi dall'OP Trapani e Isole Egadi ci sono arrivati dei meravigliosi sgombri. Allora abbiamo pensato a fare un aperitivo, un antipasto, ma principalmente un aperitivo va benissimo. Lo sgombro e una bruschetta con lo sgombro. Rosy, cosa... Allora, diciamo che questa è una ricetta abbastanza facile e immediata che tutti possono fare, soprattutto poi avendo il pesce fresco, insomma, è un'idea molto buona, soprattutto nel periodo anche estivo. Noi oggi faremo questa bruschetta con i nostri meravigliosi sgombri. Il primo passaggio che andremo a fare è quello di prendere il nostro sgombro e sbollentarlo leggermente, in modo da dargli consistenza, in modo così poi da prenderne i filetti, che sono questi di qua. Noi ovviamente l'abbiamo fatto prima perché così agevoliamo, insomma, nella procedura della bruschetta. Dopodiché andiamo a tostare il nostro pane. Questo è un pane con un grano di tumminia, quindi un grano antico, che metteremo da parte in attesa di fare il nostro patè. Prendiamo i nostri pomodori, prendiamo il nostro bicchiere dove andremo a emulsionare tutti gli ingredienti, quindi i pomodori, i capperi dissalati, le olive nere e ovviamente il nostro sgombro, che è l'elemento principe della ricetta. Andiamo a fare il nostro patè, metteremo 2-3 pomodorini nel mix. Ricordiamoci che una volta tutto il pesce veniva preparato poi per il periodo invernale nelle conserve, quindi questa è una ricetta che poi volendo si può anche fare durante il periodo invernale con lo sgombro sott'olio. Poi andiamo a mettere i nostri capperi, una manciata. Ricordiamo che il cappero è molto salato, quindi bisogna stare molto attenti nell'utilizzarlo. Le nostre olive che andremo a denocciolare, andiamo a mettere le nostre olive e andiamo a prendere il nostro sgombro con il suo olio, in modo che ci aiuta ad emulsionare il tutto. Prendiamo il nostro mix e andiamo a emulsionare. Andiamo ad aggiungere un altro po' d'olio fino a quando non otteniamo la giusta consistenza. Ok, otteniamo così questa crema, questa mousse. Andiamo a prendere le nostre bruschette, il nostro piatto in cui le andremo a poi servire. Qui non andiamo ad aggiungere ulteriore sale perché già abbiamo la sapidità dello sgombro e dei capperi e delle olive, che sono tutti elementi molto sapidi, e quindi rischieremo di fare un composto eccessivamente salato. Andiamo a condire le nostre bruschette. Il profumo è eccellente, si sente il profumo dello sgombro, dell'olio.
possiamo mettere un altro filo di olio usiamo così all'uscita, diciamo, e poi volendo potete anche ulteriormente arricchire il vostro piatto, magari con dei pomodorini a crudo, insomma potete divertirvi e spaziare con la vostra fantasia. Allora Rosy, quanto costa un piatto così? Ma senti, qui saremo intorno a €1, cioè veramente un piatto povero ma gustoso, ricco di elementi nutritivi corretti, quindi il top, diciamo. E tra l'altro lo sgombro sott'olio lo puoi tenere a casa, e quindi ci sono arrivati degli amici, cosa faccio? 2 minuti, hai preparato un aperitivo gradevole e molto territoriale e buono. Esattamente, quindi buon pescato siciliano. Buon appetito! Gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali per il nostro organismo. Essenziale significa appunto che non riusciamo a produrlo autonomamente, ma deve essere introdotto attraverso la dieta. Hanno molteplici attività sul nostro organismo, in particolare fondamentale è l'attività cardiovascolare e cardioprotettiva, proprio perché gli omega 3 consentono di ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo, ovvero l'LDL, e aumentare invece l'HDL. In genere hanno anche attività ipotensiva e antiaggregante, quindi vanno a inibire la possibilità di andare incontro ad ictus e infarti, e in generale agiscono in maniera positiva su tutto il sistema cardiovascolare. Hanno anche attività antinfiammatoria perché aiutano a combattere patologie come il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, e hanno anche degli effetti positivi per combattere l'osteoartrosi, proprio perché vanno a inibire la degradazione progressiva della cartilagine a livello articolare. Hanno anche un'attività neuroprotettiva perché aiutano a prevenire patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, come l'aterosclerosi, e in generale intervengono anche nella formazione del tessuto nervoso a livello fetale, quindi è importante che anche le gestanti vadano a tenere sotto controllo questi livelli ed eventualmente integrare sia con l'alimentazione che con integratori appropriati. Hanno anche un'attività sullo sviluppo del sistema visivo, quindi vanno a mantenere anche la rete capillare oculare e quindi la salute della retina. In generale vanno anche a proteggere la salute di capelli, unghia e cute, quindi mantengono anche la pelle ben idratata e giovane. Oggi prepariamo un piatto che a Trapani è il piatto di tutte le feste, di tutte le scampagnate, di tutti i momenti di famiglia meno ufficiali. Le busiate col pesto alla trapanese, che da noi è sempre accompagnato con una frittura, e a seconda del periodo dell'anno con una frittura di pesce. Abbiamo scelto, visto la tarda primavera, la vugghia. Allora, abbiamo messo uno spicchio d'aglio, e si dice uno a persona e uno per il mortaio, quindi per 4 persone 5 spicchi d'aglio, aglio rosso di Nubia del Presidio Slow Food, un po' del sale sempre di Nubia, e si pesta al mortaio. Pestare e stricare fino a quando diventa una cremina. L'aglio diventa una cremina con l'aiuto del sale e del pesto. Una mandorla, un paio di mandorle nel pesto, e il pomodoro pizzutello di Paceco, un pomodoro comunque siccagno, cioè asciutto, che non deve essere irrigato perché altrimenti depone troppa acqua nel piatto. Aggiungiamo un altro pochettino di sale, un po' di pepe. Rimescoliamo ancora, ovviamente olio d'oliva, sempre l'olio extravergine d'oliva delle valli trapanesi. Nel frattempo mettiamo a riscaldare l'olio, e mentre riscalda l'olio possiamo cucinare la pasta,
ci stanno cucinando in cucina in questo momento per esigenze tecniche. Ecco il pesto pronto. Passiamo, infariniamo le nostre aguglie, giustamente saliamo le nostre aguglie e passiamo alla frittura. La frittura legata all'aglio del pesto ammorbidirà l'eccesso, quello che sembra eccesso di aglio, e la frittura sarà ancora più fragrante con il mix dell'aglio e ha un po' di acidità del pomodoro. Li facciamo dorare. E abbiamo questa che è pronta. Il pesce vuole una cottura leggera, non troppo eccessiva. Nel frattempo è arrivata la pasta alla cucina, la busiata fatta con tumminia, coltivata in biologico, un grano antico siciliano. Ora passiamo all'impiattamento, prendiamo un po' di busiata, mettiamo un po' di condimento sopra, Profumo meraviglioso. 2 foglioline di basilico fresco, un filo di olio d'oliva e giustamente completiamo il piatto con il nostro pesce fritto. Il piatto è pronto, solitamente va servito con del pane abbrustolito e del pecorino grattugiato. Ecco la pasta pronta e buon appetito! Il pesce azzurro è un pesce di grandi qualità, può essere definito un pesce povero, ma povero per un discorso non solo, cioè non di nutrienti sicuramente, ma perché dà la possibilità di essere alla portata di tutte le tavole. E dal punto di vista nutrizionale invece è molto ricco, è ricco in nutrienti di alto valore nutrizionale, abbiamo le proteine che sono di alto valore biologico, contengono tutti gli amminoacidi essenziali, quegli amminoacidi che devono essere introdotti necessariamente con la dieta. Poi contiene gli omega 3 che sono elementi fondamentali, in maniera particolare EPA e DHA, anche questi definiti essenziali perché possono essere soltanto ed esclusivamente inseriti con la dieta. Ha un ottimo pattern di sali minerali, contiene il potassio, il magnesio, poi contiene il calcio, lo iodio che serve per il funzionamento della tiroide e inoltre contiene anche un buon apporto di vitamina D. La vitamina D è particolarmente cospicua in questi tipi di pesce perché si lega al grasso. Questi, essendo pesci molto grassi, aiutano a legare la vitamina D e quindi ad averlo come nutriente. Ovviamente tutto dipende sempre dalla modalità di cottura.
Per il pesce povero io do proprio un consiglio nutrizionale da nutrizionista che mi porto dietro da quando ho iniziato questo percorso e che tuttora ancora oggi il professore Fidanza, che vanta di avere 93 anni di studio, essendo una persona ancora tra noi, sostiene, e si può verificare, che facendo il pesce con una buona panatura e immerso in olio di oliva riesce a mantenere tutte le qualità nutrizionali, compresa proprio quella della vitamina D, che non viene assolutamente alterata. Quindi è un pesce che, diciamo, dal punto di vista nutrizionale è completo. La sarda, grande pesce azzurro, grande versatilità e grande uso nella cucina siciliana. Proponiamo una ricetta molto classica, anch'essa molto semplice, più saporita da proporre anche ai bambini, perché è una piccola cotoletta. Andiamo a pulire? Andiamo a pulire la sarda, Nino. E si toglie la testa, si toglie l'interiora e si toglie la lisca. Venendo fuori un filettino. Ora noi, per accelerare, siccome vanno macerate con un goccino di aceto, abbiamo già preparato delle sarde già diliscate con l'aceto, pronte per essere utilizzate. Prepariamo il fuoco. Mettiamo l'olio. L'olio sempre della nostra costa, della nostra Trapani. E allora infariniamo con farina di grano duro, sempre un grano duro siciliano, grano antico, biologico, perché il rispetto del mare e il rispetto nella terra. La frittura nell'olio di oliva è la migliore frittura e la più leggera perché è il punto di fumo più basso. Dai che ci siamo. L'aceto serve per togliere, noi diciamo, quell'effetto leggermente selvatico che può avere il pesce e renderlo ancora più delicato. Siamo? Sì. Il pesce in genere non vuole una grande cottura. Mescolo un attimo. E il pesce senza prezzemolo non si può. Un pizzico di sale e, se si vuole, un pizzico di pepe. Piatto velocissimo da accompagnare d'estate con una bella insalata di pomodoro e un giusto abbinamento.